questo punto passiamo al partner ligure. Interverranno in 3 colleghi dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale che parleranno invece del loro contributo al progetto. Prego. Eccomi. Buongiorno, mi vedete? Sì. Faccio partire la presentazione e siamo soltanto in 2, vi porto i saluti di Rossana Varna che è impegnata su un altro... Scusate, vi interrompo, i partner francesi chiedono se è prevista una presentazione. Sì, sto per condividere lo schermo, parto subito. Scusate. Sì, però non l'abbiamo ricevuta, quindi non può metterla sulla sala francese. Purtroppo mi dicono che non avendola ricevuta non è visualizzabile sulla sala francese. La posso caricare io, Daniele, poi ci invertiamo? Sì, grazie Filippo. Datemi un attimo un secondo che provo a accedere alla sala francese. Allora facciamo così, come dicevo, vi porto i saluti di Rossana Varna, io farò una brevissima introduzione, dopodiché passerò la parola all'ingegner Filippo Serafini che avete sentito poco fa. Nel frattempo quindi Filippo passa nella sala francese, condivide il suo schermo sulla sala francese e cerchiamo di sincronizzarci. Ok? Filippo, posso partire? Va bene, sì, si vedono le slide anche nella sala francese. Perfetto, grazie. Quindi, dicevamo, Gramas è un progetto che è partito diversi anni fa. Qui vedete una piantina, insomma, dei porti di Genova. Gramas è partito quando ancora Autorità Portuale di Savona e Autorità Portuale di Genova erano 2 soggetti distinti. In allora era stato indicato come area da sottoporre diciamo, al test previsto dal progetto, era stato identificato il bacino portuale di Savona e in particolare le banchine di accosto delle navi da crociera. Quindi siamo alla slide successiva. Io vi presenterò, diciamo, in maniera decisamente informale come ci siamo organizzati e come abbiamo poi acquisito il sensore, fatto il corso di formazione e fatto i rilievi batimetrici. Innanzitutto vi volevo presentare il team e questo secondo me è stato un primo valore aggiunto di questo progetto, cioè siamo riusciti a mettere a sistema persone con competenze diverse che hanno lavorato con grandissimo impegno su questo progetto. Vedo alcuni sono qui con noi e quindi desidero ringraziarli. Io sono appunto Daniele Giordanello, sono il responsabile dell'ufficio Porto Digitale elettronico, poi Matteo Vinci e Filippo Serafini che parlerà dopo di me sono ingegneri civili e poi abbiamo Gerardo Gambardella che ha delle robuste competenze in merito di rilievi a terra con GPS e di resa poi cartografica di questi rilievi. Qui nella foto vedete anche alcuni componenti dell'equipaggio e sullo sfondo il battello che abbiamo utilizzato per fare i rilievi, mentre in primo piano la struttura che abbiamo realizzato prima che questa venisse poi fissata sull'imbarcazione. Come abbiamo fatto? Allora, innanzitutto, dopo aver individuato l'area su cui volevamo fare i rilievi, abbiamo fatto una gara
in piena prima ondata, quindi con molte difficoltà, per cui il bando è stato fatto nel mese di febbraio ed il contratto con la Kongsberg Maritime è stato poi firmato nel mese di marzo. A quel punto ci sono stati dei problemi di approvvigionamento, il materiale, il sensore, i GPS e tutto il resto è stato consegnato nel mese di ottobre. Una volta consegnato il materiale abbiamo individuato nella società di battellaggio dei porti di Savona e Vado Ligure il partner ideale per poter lavorare insieme a loro e svolgere questi rilievi. Anche in questo caso, come con la Kongsberg, abbiamo trovato comunque dei partner che si sono dimostrati molto competenti, flessibili. In particolare con l'acquisizione del sensore è stata fatta al team prima una formazione di carattere teorico, ovviamente online dato il periodo Covid-19, e poi una formazione pratica. Infatti nelle fotografie ci vedrete tutti con le mascherine, una formazione pratica non soltanto nell'utilizzo del sensore, ma anche nella predisposizione, nel montaggio del sensore sulla struttura e nello smontaggio, proprio perché all'interno del progetto era prevista la possibilità, la verifica di avere un sistema che potesse rapidamente consentire di allestire una barca, uscire, fare i rilievi batimetrici, analizzare i dati. Qui siamo nel momento di misurazione degli offset, in particolare qui i colleghi stanno misurando la distanza tra le due antenne GPS e quindi l'acquisizione di tutti quei parametri che devono essere inseriti nel software prima di procedere con i rilievi. In questo caso nella fotografia centrale si vede la struttura, già fissata al battello, la sonda da buttare in acqua e ancora una misurazione dell'offset, in particolare della parte di sensore sommersa. In questo caso vediamo sulla destra la navigazione, quindi la struttura montata durante la navigazione, mentre sulla sinistra l'allestimento che è stato realizzato all'interno della pilotina, quindi il computer portatile collegato alla strumentazione e vediamo là davanti il pilota che è stato dotato di un monitor collegato comunque alla strumentazione che potesse agevolare il pilota nell'identificare esattamente la rotta da tenere per effettuare i rilievi batimetrici e le varie passate sulla zona da monitorare. Allora, al termine, in alto a sinistra vedete comunque la zona interessata che avevamo indicato all'interno del progetto GRAMAS, ma come dire, ci siamo fretti prendere un po' la mano e quindi una volta acquisite le competenze sull'utilizzo del sensore abbiamo immediatamente fatto ulteriori uscite con la pilotina su altre zone dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure, in particolare un controllo sulla diga foranea del porto di Savona, un altro controllo su alcuni pennelli soffolti che sono nella zona della spiaggia delle Fornaci, il controllo sul trasporto di sedimenti nell'area dei pontili petroliferi
e controlli relativi alla direzione lavori di un progetto che è in corso nel bacino portuale di Vado Ligure. Questo per dire che comunque in questo anno siamo appunto riusciti dall'acquisizione, dalla gara di acquisizione del sensore, con la formazione, con il contratto di battellaggio, ad effettuare sia le misure sull'area di Costa Crociere, quella appunto selezionata all'interno del progetto, ma poi ad utilizzare immediatamente il sensore anche per altri obiettivi dell'autorità portuale. Questa è ancora un'immagine dove si vede appunto siamo in uscita dal porto con la struttura montata sulla pilotina. Quindi concludendo, così passo la parola all'ingegner Serafini, il progetto ci ha consentito di realizzare un qualcosa che ci dà la possibilità di intervenire immediatamente, di eseguire dei rilievi praticamente in tempo reale, controllare i fondali e controllare anche le opere che andiamo a realizzare all'interno del bacino portuale. E qui lascio la parola all'ingegner Serafini, che il team ha soprannominato il professore, e qui stiamo mangiando la focaccia in una pausa tra un rilievo e l'altro. Filippo. Ok, dovrei aver ripreso il controllo della versione italiana della sala. Sì, un attimo. Se mi sentite. Sì, ti sentiamo, ti tolgo la condivisione. Perfetto, intanto buongiorno a tutti. Eccolo. Allora, mi dai conferma che sono sulla versione italiana, che mi senti? Sì, ti confermo. Okay, perfetto. Scusate, ma abbiamo dovuto risolvere in tempo reale delle problematiche purtroppo non nostre. Allora, proviamo velocemente a questo punto a riprendere allora la nostra presentazione. Condivido lo schermo. Allora, avevo ancora la francese in interferenza. Ok. Ecco qua. Ditemi se adesso si può visualizzare lo schermo, così parto con la presentazione. Sì. Allora, il punto che abbiamo indicato per il progetto Grammas è lo scalo crocieristico di Savona. Savona è un port di Costa Crociere a partire dal 1997 ed è uno dei principali porti italiani per quanto riguarda gli scali crocieristici. Infatti ha una movimentazione di circa 800-900 mila passeggeri anno, naturalmente dati riferiti alla situazione pre-Covid. Nel porto di Savona negli ultimi anni sono stati fatti molti interventi e molte opere sia da autorità portuale sia direttamente da Costa Crociere. Brevemente le riassumo, e sono la costruzione del palacrociere nel 2004, un secondo palacrociere nel 2014, la realizzazione di opera a protezione dei fondali per garantire il fondale di 9 metri nel 2007 sulle banchine di calata delle vele, che sono allora queste qua. Sempre uno spianamento dei fondali per garantire il fondale di 9 metri, mentre nel 2019 un'importante opera che descriverò brevemente per garantire un fondale di 11 metri per l'attracco delle navi di ultima generazione, oltre ad altri dragaggi per permettere di avere il canale di navigazione con un fondale minimo di 10 metri. Quindi dal momento che Savona non è un porto storicamente soggetto ad insabbiamento, abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione del progetto Grammas sul mantenimento dei fondali in questo canale dedicato all'accesso delle navi da crociera.
Allora, molto brevemente, l'opera che abbiamo realizzato l'anno scorso per consentire l'attracco della Costa Smeralda, che è una delle navi più grandi al mondo per quanto riguarda l'ambito crocieristico, ha previsto la realizzazione di una nuova struttura di banchina, come vedete nell'immagine, tramite la realizzazione di un combi wall intirantato e di successivo dragaggio del materiale del fondale. Queste alcune veloci immagini durante l'esecuzione dei lavori, dove vedete la posizione dei pali e il motopontone a supporto, e qui tutte le fasi relative al dragaggio, comprensive di indagini ambientali per la caratterizzazione dei sedimenti, indagini geognostiche, indagini strutturali e quantificazione dei volumi movimentati tramite esecuzione di rilievi battimetrici, fatti all'epoca da ditte specializzate perché noi non avevamo ancora la strumentazione. Qua tutti i parametri analizzati durante le fasi di dragaggio e il materiale dragato portato dal sito di prelievo al sito di destino. In questa immagine potete vedere la campagna di rilievo del 2017 preventiva al progetto, con la rappresentazione della battimetrica di meno 11 metri staccata dal filo di banchina, che è stata un po' poi l'oggetto diciamo finale dei lavori. E questa immagine invece fatta a fine lavori nel 2019, raffrontata, che ci ha permesso, scusatemi, alla fine di fare un piano di accosto per la Costa Smeralda, una nave di quasi 340 metri di lunghezza, 42 di larghezza e 185.000 tonnellate di stazza lorda. Come potete vedere, la battimetrica dei meno 11, dei meno 10 e dei meno 9, quindi il canale dove la nave doveva entrare con molta attenzione, un canale decisamente limitato, rapportato alle dimensioni della nave, e la nave che accosta solitamente di prua. Questo è il primo accosto della Costa Smeralda all'interno del canale, che potete vedere nell'immagine in basso a sinistra. Ecco, adesso entriamo nel dettaglio del progetto Gramas. Questa è un attimino la logistica che dovevamo affrontare durante ogni uscita, con recupero della strumentazione presso la nostra sede, imbarco su Porto Vado, navigazione su Savona e poi progettazione del rilievo tramite definizione di linee parallele per poter coprire tutto il fondale oggetto di rilievo. SVP è il punto dove abbiamo prelevato i dati della velocità dell'acqua, della velocità del suono lungo la colonna d'acqua. In tempo reale siamo riusciti ad avere una prima restituzione grafica del fondale rilevato e successivamente un collage che ci ha permesso di andare ad identificare il DTM di tutto il fondale. Qua in raffronto alla campagna del 2019 e del 2017. Analizziamo velocemente l'ambito delle banchine di accosto della nave da crociera, perché un fattore molto importante dei rilievi battimetrici per quanto riguarda poi il nostro utilizzo è l'identificazione delle eventuali criticità apportate appunto da queste navi giganti in bacini così ristretti. Qua quindi vedete velocemente l'immagine della campagna pre-lavori, dove si possono identificare già alcune criticità lungo banchina, questo sempre a lavori finiti, e qui invece la campagna del 2019, dove rispetto all'immagine precedente si vede un'uniformità del fondale a 11 metri, questa qua ricordo è la battimetrica degli 11 metri, dove si vedono però delle cause, cioè delle praticamente problematiche causate dalla nave durante le fasi di accosto, quali trasporto di materiale solido a causa delle eliche di manovra, escavo del fondale a causa delle eliche di poppa e accumulo di sedimenti dovuto al trasporto del materiale escavato dalle eliche di manovra, che generano una corrente, in questo caso ovest-est, per portare materiale in questa zona.
Qua vedete la battimetrica dei meno 11 come si è spostata durante un anno di accosti. Quindi è importante il monitoraggio dei fondali per andare a prevenire determinate situazioni che poi potrebbero rivelarsi effettivamente critiche sia sulle strutture di banchina sia sui fondali e quindi direttamente sulle navi in fase di accosto. Vediamo che queste problematiche però si presentavano già prima, quindi nel 2017, in posizioni leggermente diverse, perché le navi che accostavano precedentemente alla Smeralda erano di dimensioni più piccole e con pescaggi minori, però si avevano comunque degli escavi dovuti alle eliche di manovra e delle eliche di poppa nell'altra parte della banchina. Qua vedete nel dettaglio il dettaglio del rilievo, dove si vedono proprio le dune nel 2017, poi non si vede più nulla alla fine dell'esecuzione dei lavori, mentre si vede nuovamente col rilievo fatto quest'anno il riproporsi di questa zona di escavo a causa dei bow thruster e anche alcune problematiche legate alla movimentazione di cordoli posizionati a tenere le protezioni del fondale. Questo perché ci sono state un paio di occasioni in cui la costa Smeralda è rimasta ormeggiata con condizioni di allerta rossa e venti oltre i 120 km all'ora che l'hanno costretta a azionare in modo veramente gravoso le eliche di manovra per mantenere l'ormeggio saldo. Quindi noi abbiamo verificato poi con questo rilievo che ci sarà la necessità di fare alcuni piccoli interventi di manutenzione. Questa immagine è una sezione trasversale fatta tramite il software Global Mapper in fase appunto di controllo, dove c'è il raffronto fra i tre rilievi, l'evidenza del verde quello pre-lavori e il blu e il rosso quello post-lavori. Idem nella sezione di escavo, dove vengono azionate le eliche di poppa, si vede in questo caso come il rilievo fatto quest'anno da noi abbia evidenziato questo escavo dei fondali. Si vede bene la linea rossa che è il rilievo del 2020 in rapporto alla linea blu che è il rilievo del 2019, con appunto un escavo dei fondali a causa della nave, e necessiteremo di dover fare degli interventi mitigativi appunto a causa di queste problematiche. E qua di nuovo il 2017 che faceva vedere che c'erano già queste problematiche dovute all'accosto delle navi più piccole, come già detto in precedenza. Per concludere, una sezione longitudinale dove fa vedere la bontà del rilievo effettuato in rapporto a quelli precedentemente realizzati da ditte professioniste nel settore, pur noi non avendo la disponibilità di utilizzare il sistema di posizionamento RTK che dà una maggior precisione. Quindi noi abbiamo lavorato in modalità di GPS, ma comunque ha avuto un riscontro di dati di quote decisamente congruenti con quelli dei rilievi effettuati nelle campagne precedenti. Ecco qua. E questa è la nave in ormeggio nel bacino portuale di Savona. Vi ringrazio per l'attenzione. Che grande cazzata. Allora. Ecco, se ci sono delle domande, altrimenti passiamo la parola ai relatori successivi. Bene, grazie ai colleghi dell'autorità di sistema portuale per la loro presentazione.